Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Veneto 1 con voi, ben ritrovati per chi ci sta ascoltando sui 97.500 e per chi ci segue anche nei nostri canali social, profilo Facebook e il sito www.veneto1.it. In Italia è sempre più emergenza droga, gli ultimi dati sono piuttosto drammatici, si parla di almeno il 22% della fascia della popolazione tra i 15 e i 65 anni che almeno una volta ha fatto uso di sostanze stupefacenti di droga, dati simili a quelli di un altro paese, e cioè l'Olanda, e si abbassa sempre di più anche l'età in cui c'è la famosa prima volta, la droga è sempre più accessibile, forse costa anche sempre meno e soprattutto c'è l'allarme anche delle nuove droghe, per così dire le droghe sintetiche. Oggi parleremo di una storia particolare, quella di Giorgia Benusiglio, che è qui con me in studio, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Giorgia e Ciao. Grazie per la tua presenza. Grazie a voi. Allora, Giorgia, la vedete, è una ragazza di 26 anni, una ragazza solare che ha una storia da raccontare. In questi giorni, grazie anche alla Fondazione Zanetti, sta incontrando decine di ragazzi, di studenti, ne ha incontrati credo 90-100.000 da quando è iniziato questo tour, soprattutto all'interno delle scuole, con migliaia di conferenze. Dicevamo, Giorgia, partiamo da quella serata dell'ottobre del 1999, avevi 17 anni, Esatto. Gli amici, il divertimento, la discoteca, che cosa è successo? Assunsi mezza pastiglia di ecstasy e da quel momento la mia vita cambiò totalmente, perché finì in coma epatico, mi presero letteralmente per i capelli e dovetti subire un trapianto di fegato per salvarmi la vita. E da quel momento ovviamente sono diventata una paziente, quindi io sono costretta ogni giorno ad assumere dei farmaci per rimanere in vita. Perché a 17 anni si decide di provare l'ecstasy? Beh, le cause possono essere veramente tante, differenti, dipende dal soggetto. Tanti lo possono fare per curiosità, altri per noia, altri ancora per disagio, altri perché hanno paura di non far parte del gruppo e quindi scendono a compromessi, altri ancora semplicemente per un disagio personale, quindi di non riuscire a comunicare con gli altri e quindi arrivano a fare questo. A volte possono essere più motivazioni concatenate una all'altra. E nel tuo Nel caso? mio caso mi ha fregato la curiosità misto ad ignoranza, dall'ignosco latino non conoscere. Io non sapevo cosa stessi andando incontro, cioè se avessi avuto un'informazione, come ho detto oggi, se avessi avuto una fondazione e una scuola che avesse portato una me al maschile o al femminile a fare un incontro con altri ragazzi e io ero lì presente, oggi non sarei mai stata a fare questo incontro, perché la mia vita sarebbe stata completamente differente, avrei fatto scelte diverse. Oggi ho chiesto, c'erano più o meno 300 studenti, forse qualcosa in più, e alla mia domanda quanti di voi prima di conoscere me, la mia storia, sapevano che si può morire anche solo con mezza pastiglia di ecstasy, hanno alzato la mano meno della metà, quindi 3/4 di loro non lo sapevano. Ecco allora che però se chiedi quanti di voi prima di conoscere me, la mia storia, sapevano che la droga fa male, danneggia, tutti ti alzano la mano. Però c'è una netta differenza tra sapere che la droga ti danneggia al ti può uccidere nell'imminente. Cioè, se ci pensiamo, tanti ragazzi crescono con dei genitori che magari che fumano le sigarette, quindi hanno i pacchetti di sigarette con il fumo ti uccide, il fumo danneggia, e magari appena sono piccolini iniziano a leggere, a sapere che il fumo può uccidere, entrano in panico e quindi vogliono a tutti i costi che i genitori smettano di fumare. Ovviamente non smettono, però vedono che vanno avanti, che i genitori stanno bene, non sono morti. Vanno avanti. Per cui nella loro testa che cosa si va a creare? Che il termine danneggiare sia un termine estremamente relativo, qualcosa che in fondo non toccherà né loro né tantomeno le persone a loro care. Ecco allora che questo, insieme al fatto che in età adolescenziale si ci sente sempre invincibili, questi due connubi possono veramente portare a spingere un ragazzo a fare una scelta sbagliata, quella scelta che può essere fatale, perché la droga non è pericolosa solo tra virgolette, l'utilizzo continuativo, quindi una tossicodipendenza, ma può esserlo anche con un uso occasionale. Quindi un ragazzo normalissimo, che ha sempre condotto una vita normale, che va bene a scuola, che non ha grilli per la testa, che ha sempre detto di no, e basta quella sera, che è una serata particolarmente diversa, dove incontra persone differenti, che può magari dire sì, e quel sì lo pagherà a caro prezzo. Senti Giorgia,
Tu sei stata anche fortunata perché, se non sbaglio, in quei giorni ci sono stati dei ragazzi morti. Sì. Era un ecstasy, una partita Sì. che arrivava dall'Olanda, se non Sì, sbaglio. tagliata con veleno per topi e piombo, sostanze che avrebbero mandato in necrosi il fegato di chiunque. Io sono stata nella sfortuna estremamente fortunata. Tanti ragazzi arrivano ad avere un'epatite tossica fulminante, ma pochissimi a riuscire a fare un intervento, quindi a fare un trapianto. Uno, perché di organi ce ne sono pochissimi. Due, perché trovarlo che sia compatibile con te in quel momento non è semplice, perché nel momento in cui entri in un coma epatico, se non fai subito qualcosa, quel coma epatico diventa un coma irreversibile. A quel punto il trapianto non lo puoi più fare. Quindi assolutamente sì, io ringrazierò sempre Dio, insomma, e ovviamente i medici, Alessandra, tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui. Ed è per quello che da 12 anni a questa parte mi prodigo per andare in giro per tutte le scuole d'Italia a portare la mia testimonianza, perché penso che i ragazzi abbiano il diritto di essere informati e io mi sento in dovere di farlo. Forse è un po' la mia missione, no? È il sentirsi responsabile di un qualcosa. Perché io sì e gli altri no? E forse questa è la risposta. Senti Giorgia, ritornando a quella notte, a quella sera in discoteca, non ti eri sentita male subito, no? La serata era trascorsa nel migliore dei modi, Sì. e tutto è avvenuto il giorno dopo. Nella settimana successiva è stata un'escalation, questo perché a me non ha colpito né il cervello, né il cuore, né i polmoni, che sono organi che collassano quasi nell'imminente. A me ha colpito il fegato, che è l'unico organo che si rigenera in continuazione. Ma tu avevi capito a giorni di distanza che la colpa del tuo malessere era per quella mezza Ricollegabile a pastiglia? quello? No, minimamente. Certo, ci ho pensato, ma non credevo fosse possibile. Ti dico la verità, io non avrei mai neanche minimamente pensato di potermi ritrovare a morire. Cioè, io ho sempre pensato di avere un malessere, un mal di pancia, leggera nausea, non ho mai pensato a una cosa grave. Cioè, quando hai la febbre a 40 stai peggio di come stavo io. Poi è stato tutto un'escalation nelle ultime ore, ma trascorsi 6-7 giorni. E chi ti ha detto che la colpa del tuo malessere era dovuta all'estasi? Beh, c'erano i medici che continuavano a chiedermi se avessi fatto qualcosa. Nel momento in cui mi hanno chiesto questa cosa ho capito che dovevo dirlo. Inizialmente avevo paura più delle conseguenze dei miei genitori, del castigo, perché proprio non avevo capito che stavo morendo, nessuno me l'aveva detto. Quando poi ho capito che mi avrebbero potuto curare per un'epatite piuttosto che un'altra, ho pensato che fosse giusto raccontare il tutto. E ovviamente da lì mi hanno fatto l'esame del capello, che è un esame tossicologico che va a verificare quali e quante sostanze tu hai assunto fino ai 6 mesi precedenti, perché nessuno credeva alla mezza pastiglia. E poi obiettivamente hanno capito che era così. E ovviamente poi nel giro di poco tempo la situazione è precipitata e hanno dovuto fare questo trapianto d'emergenza, il primo in Italia per epatite tossica fulminante e il secondo in tutto il mondo. Quindi... Quando hanno capito la causa del tuo malessere, i tuoi genitori, com'è stato quel momento? Allora io lo racconto spesso ai ragazzi, no? Questo senso di colpa che ti porterai dietro per sempre. Sostanzialmente so di aver fatto perdere più di 10 anni di vita ai miei genitori. I miei non si sarebbero mai aspettati un gesto del genere da parte mia, ma mai. C'è stato proprio, come posso dirti, incredulità nei loro occhi, delusione. Delusione, quella è una delle cose più difficili da accettare per un ragazzo. Noi siamo abituati a vedere i genitori arrabbiati, non erano arrabbiati, erano delusi e terrorizzati. Perché e nei forse loro non occhi avevano anche la vedevano forza, la morte. no, per essere arrabbiati. No, erano terrorizzati, loro pregavano e speravano che qualcuno mi potesse salvare la vita, e quando vedi negli occhi dei tuoi genitori la morte, la delusione, è molto peggio, perché noi la rabbia la sappiamo gestire, perché volenti o nolenti i nostri genitori li abbiamo fatti arrabbiare spesso e quindi sappiamo gestire la rabbia dei nostri genitori, ma quando vedi negli occhi dei tuoi genitori la delusione, quella è ingestibile. Senti Giorgia, se non fosse stata una ecstasy tagliata male, eccetera, la serata andava bene, ti sei divertita, avresti continuato ad assumere? È una domanda ecstasy? che mi fanno spesso i ragazzi e io dico, all'inizio dicevo no, figurati quei valori e principi che mi hanno dato i miei genitori, poi quando ho lavorato nelle carceri, nelle comunità, ti rendi conto che non tutti, ma molti ex tossicodipendenti non erano diversi da me. Anche loro erano cresciuti con sani valori, principi, via dicendo, ma quando hai a che fare con le sostanze questi valori li accantoni e la droga ti coinvolge a 360 gradi, perché io sarei dovuta essere diversa? Io sono convinta che sarei andata avanti. E chissà oggi come sarei, nel senso che è vero che io arranco fisicamente, ma ci sono di testa, mi sono laureata col massimo dei voti, quindi sono un essere pensante. Ci sono persone che vanno avanti per anni e che gli va bene
ma poi si ritrovano a pagare i conti con le loro proprie facoltà mentali, e quella è la cosa peggiore in assoluto. Io quello che consiglio ai ragazzi è di riuscire a rispettarsi e tutelare sia il corpo che la testa, perché alla fine sono entrambe fondamentali per la nostra esistenza. Quando hai deciso di raccontare la tua storia, soprattutto ai ragazzi, e perché hai deciso di farlo? Ma io feci subito un'intervista con Giusy Fasano del Corriere della Sera, dove le dissi che se mi fossi salvata sarei andata in tutte le scuole a raccontare di quanto l'ecstasy fosse dannosa. Passa circa un anno e mio padre mi fa notare che obiettivamente la parola data va anche mantenuta, e che se io non me la fossi sentita di andare a raccontare ai miei coetanei quello che avevamo vissuto, avrebbe iniziato lui. E così lui ha iniziato sotto forma di volontariato, andava in diverse scuole, all'inizio erano pochi. Poi piano piano, all'ennesima richiesta, sto andando in una scuola, vuoi venire? Io ho accettato, perché non era più un paura delle conseguenze di ciò che gli altri avrebbero potuto pensare di me, non era più la paura di affrontare ciò che era avvenuto, ma la necessità di affrontare, di vivere quello che avevo, di rivivere, perché dovevo imparare a convivere con una nuova me. Perché io pensavo, ok, accetterò una cicatrice fisica e poi tornerò a essere Giorgia di un tempo. No, la Giorgia di un tempo era morta, non c'era più. Avrei dovuto fare i conti con la nuova Giorgia. E la cicatrice fisica è la cosa più semplice da accettare, ma sono le cicatrici dell'animo quelle che continuano a sanguinare. Senti Giorgia, tu ci hai raccontato anche l'incontro con gli studenti, ne hai incontrati davvero tanti, ti fanno domande, sono interessati. Il mondo della scuola e i report da parte delle forze dell'ordine, delle prefetture dicono che però a scuola gira sempre più droga, e soprattutto sempre più droga tra virgolette moderna, quindi anche pericolosa. Ma allora, ovunque ci sia aggregazione giovanile c'è la domanda, e quindi c'è la richiesta della sostanza. Parlarne. Prevenzione non significa arrivare a scuola con delle slide e spiegare la droga, il nome della droga e gli effetti e i danni, punto. Ma bisogna parlare col cuore. Bisogna raccontare di esperienze di altri ragazzi, di quello che può succedere con le diverse sostanze, quello che hanno vissuto negli ultimi attimi della propria vita, ragazzi, gli stessi genitori, il dramma che vivono le famiglie quando si ritrovano in situazioni del genere. Bisogna aprire il proprio cuore, solo così puoi fare la differenza. Io incontro mediamente, faccio una decina di incontri a settimana e giro per tutta Italia, e se ad oggi non mi sono ancora fermata, io incontro mediamente 90.000 studenti in un anno e sono 12 anni che lo faccio. Se non mi sono ancora fermata è proprio per questa motivazione, ovvero che sono i ragazzi che hanno la necessità di essere ascoltati. Gli adulti di oggi si soffermano a sentirli, ma ascoltarli significa non solo ascoltare le loro parole, ma guardare anche i gesti, non limitarsi solo alle parole. Giorgia, tu però hai detto che i giovani bisogna ascoltarli. Io credo, insomma, non ti conosco molto, ma credo che tu avessi comunque una famiglia che ti ascoltava. Sì. Ok? E avevi degli amici, eppure, tra virgolette, ci sei cascata lo stesso, no? Sì. Forse è anche un desiderio di ribellione tipicamente giovanile. Diciamo che non c'è una ricetta medica che ti fa in modo che tu sia esente da determinate problematiche se segui tutte queste. No, mia mamma dice sempre che ci vuole anche un bel po' di fortuna, questo sicuramente. Però questo non deve essere una scusante per quei genitori che pensano, vabbè, allora va fortuna. No, bisogna lavorare tanto. Io penso che sia fondamentale seminare ogni giorno, non solo le famiglie, le scuole, gli oratori, tutti insieme, tornare a una cooperazione, una rete collaborativa, una condivisione, basta l'individualismo. Siamo veramente diventati individualisti. Un tempo, se un ragazzo faceva qualcosa di sbagliato e usciva di casa, tornava a casa, la madre già lo sapeva perché era già stata avvertita da qualcuno. Ad oggi se un ragazzo sparisce nessuno sa che fine abbia fatto. E io non ho figli, ma tratto tutti i ragazzi che incontro come se fossero miei figli, perché penso che se mai avessi avuto la fortuna di poterli avere, avrei voluto che gli adulti che incontravano si comportassero esattamente come mi comporto io. E questa per me è la chiave per cambiare le cose. Io dico sempre ai ragazzi: non fare ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quando fai qualcosa, pensa sempre: ma se lo facessero a me? Allora forse così si evita di far soffrire anche involontariamente delle persone. Ritornare all'empatia, ritornare alla gestione delle emozioni.
Queste cose sono fondamentali e si sono andate troppo a perdere. Secondo me invece è fondamentale farle. Ecco perché io acquisto credibilità agli occhi dei ragazzi, ecco perché io sono seguita da veramente tantissimi ragazzi. Io non sono un'attrice, una cantante, eppure ho più di 80.000 ragazzi che mi seguono su Instagram. Perché? Perché hanno necessità di vedere un punto di riferimento, di parlare, di aprirsi. In me non vedono una persona che li giudica. Perché? Perché ho passato una vita a essere giudicata. Io detesto chi giudica e loro questo lo percepiscono, lo sanno, e quindi mi raccontano non solo di droga, ma mi raccontano di tante cose, del loro mondo, perché hanno bisogno di avere dei punti di riferimento. E io ci sarò, e proprio ecco il titolo del mio libro, Io non smetto, è questo: io non smetto finché ci sarà l'ultimo ragazzo sul cucuzzolo della montagna che avrà esigenza di ascoltarmi. Io ci andrò, io non smetto finché loro mi faranno capire che hanno bisogno di me. Il giorno che capirò che non avrò più leva, non farò più leva su di loro, va benissimo. Senti Giorgio, noi viviamo e trasmettiamo dal Veneto, dal nord-est, ed è un territorio che nel corso degli anni, mi riferisco soprattutto agli anni 80, ha pagato un forte prezzo in termini di costi sociali della droga. Diceva il sociologo Pino Arlacchi, Verona era considerata negli anni 80 la Bangkok dell'Occidente, con il più alto numero di morti per overdose. Adesso il quadro è cambiato dal punto di vista sociale, rimangono però tante vittime di overdose. C'è una grossa inchiesta dopo le tante vittime per eroina tagliata male nella zona di Mestre, ma adesso quali sono le nuove droghe e quelle più pericolose? Ma io non riesco a farti una classifica, queste sono domande che mi fanno anche i ragazzi, perché le droghe fanno male, cioè non posso dirti che l'eroina sia più pericolosa delle smart drugs piuttosto che della chetamina, piuttosto che... sono tutte droghe che possono portarti alla morte e quindi sono tutte pericolose. Le droghe utilizzate tanto dai ragazzi di oggi sono le droghe sintetiche, quindi è vero che l'ecstasy viene utilizzata in età adolescenziale, ma difficilmente viene utilizzata quando hai 40-50 anni. La droga che viene utilizzata a 40-50 anni è più facile che sia la cocaina. I ragazzi adolescenti utilizzano tanto chetamina. La chetamina è un anestetico per cavalli, sostanzialmente, e viene utilizzata tanto perché ti dà una sensazione di premorte. Non capisco cosa ci sia di divertente, ma lo fanno. Le smart drugs nascono nel 2008, quindi sono le droghe, tra virgolette, più nuove che conosciamo. Sono quelle droghe che vengono vendute ancora ad oggi, purtroppo, su internet come profumatori d'ambiente in maniera legale, che possono portarti alla morte. Parlo della Spicy, per esempio, che ad oggi è diventata illegale perché ha creato diverse vittime e quindi a quel punto hanno deciso di renderla illegale a tutti gli effetti, ed è un cannabinoide sintetico, quindi molto simile all'aspetto di una canna, ma che ti dà effetti totalmente differenti, che ti può portare alla morte. C'è un grosso dibattito che va avanti da anni sulla legalizzazione delle droghe leggere. Da tanti anni, tantissimi. Immagino che tu non ormai sia assolutamente a favore. Ma... Io non sono a favore, ma ti spiego il perché. Io condivido il fatto che alcuni possano dire io la vorrei legalizzare, non perché ne faccio uso, ma perché penso che potrebbe essere utile in quanto andresti a migliorare la qualità della sostanza, potresti gestirla, insomma vederla, e eliminare, contrastare il mercato nero. Queste sono le due motivazioni, diciamo, principali. È pura utopia. Se qualcuno si fosse interessato ad andare a guardare la nostra proposta di legge bipartisan fatta dai 280 parlamentari o la nuova proposta che è venuta fuori recentemente, si renderebbe conto che non siamo preparati, e ti spiego subito il perché. Se tu rendi questa sostanza legale dai 18 anni in su, a parte che sappiamo perfettamente che il nostro cervello è in continua evoluzione, si plasma, si modifica fino ai 21-24 anni, il che significa che tu stai dando la possibilità di danneggiare comunque i neuroni di adolescenti che stanno crescendo. Ma al di là di questo, la vogliamo rendere legale? Noi sappiamo perfettamente che dagli 11 ai 18 anni meno un giorno fanno uso di sostanze. Se le fumano le canne. E allora dove andranno mai? Ecco allora che tu il mercato nero non lo distruggi. Andrai a creare due mercati paralleli, quello legale e quello illegale. Quello legale dove andrai ad acquistarlo, ipotizzo, 10 euro al grammo, quello illegale a 7 euro. Inoltre, la proposta di legge dice che se tu sei maggiorenne puoi coltivare a casa tua fino a, all'epoca erano 5 piante, oggi con la nuova proposta sono 3 piante. Come fai a controllare la sostanza? Io, che magari sono tutto preciso, faccio tutta una roba super controllata,
ci sono tantissime altre persone che invece vanno a pompare la resina, che è poi il contenuto di THC. E allora a quel punto cosa fai? Come fai a controllarla? Inoltre ipotizziamo che io e te abbiamo la stessa età, 18 anni entrambi. Tu hai i genitori che ti dicono, nonostante sia legale, sia diventata legale, finché rimani sotto il nostro tetto non coltivi le piante. Io invece ho genitori che mi dicono, ma sì, cosa vuoi che sia, una canna ce la siamo fumata tutti, coltiva pure le tue piante. Allora cosa fai? Vieni a casa mia, tra una partita alla play e l'altra ci fumiamo un cannone. A un certo punto tu mi guardi e mi dici, dai Giorgia, guarda quanta roba hai, non è che mi puoi dare 4-5 grammi? Io a quel punto guardo e ho sempre voluto avere le tue scarpe firmate, i tuoi pantaloni firmati, ma non me ne sono mai potuti permettere, non ho mai chiesto nulla ai miei, perché so che fanno fatica ad arrivare a fine mese. In quel momento io mi rendo conto che se la vendo a te, la vendo a lui, la vendo a un altro nostro amico ipotetico, nel giro di una settimana io mi sono comprata tutto quello che volevo. Ecco allora che tu vai a creare anche i piccoli spacciatori che prima non ci sarebbero. E sai la cosa più assurda qual è? Che se tu esci da casa mia e ti becca un carabiniere, ti fa la perquisita, ti trova la sostanza, tu dici che me l'ha data Giorgia con l'autocertificazione, ti dice va bene, andiamo su, venite da me. Se non mi trovano un bilancino e una mazzetta di soldi, il carabiniere deve fare arrivederci. Sai perché? Perché in questa proposta di legge c'è scritto che tu puoi cedere a terzi la sostanza, basta che non ci sia uno scambio monetario. Hai voglia te a dimostrare che mi hai dato dei soldi? Capisci quindi che è veramente molto utopia tutto ciò, e forse andrebbe a creare più danni che altro. Inoltre non ci pensiamo mai, ma se ci pensiamo, tanti anni fa la sigaretta era vista come una trasgressione, ad oggi è la normalità. Se un ragazzo vuole essere trasgressivo in età adolescenziale, purtroppo si è spesso trasgressivi, e ti vuoi fumare per essere trasgressivo una canna, nel momento in cui la canna diventa la regolarità, una cosa normale, che cosa fai? Passi direttamente alla cocaina? Passi direttamente all'ecstasy? O mi passi direttamente all'eroina? No, giusto per capire. Quindi io credo che quando si fanno le leggi bisognerebbe ricordarsi come eravamo noi in età adolescenziale, se veramente le vogliamo fare per tutelare i ragazzi e quindi il nostro futuro. Se lo vogliamo fare invece perché ci fa comodo questo, allora è un altro discorso. Giorgia, lo faccio vedere alla telecamera, io non smetto, la vita è uno sballo. Questo è il tuo secondo e fortunato, direi, volume, perché siamo già alla terza ristampa. Prima c'è stato un altro libro e adesso addirittura un film. Sì, esatto. Ci vuoi dare qualche anticipazione per quello che puoi, insomma? È un film ispirato alla mia storia, quindi non è la mia storia, è ispirato alla mia storia, e uscirà a marzo 2019, quindi a breve, e abbiamo scelto un cast giovane dove i ragazzi potessero insomma rivedersi, e soprattutto alcuni personaggi molto conosciuti. Sto parlando tipo di Aurora Ruffino, Federico Russo, Luca Bizzaglia, Simone Riccioni, Luca Ward, Daniela Poggi, insomma sono tanti, il cast è ampio e sono degli attori straordinari, hanno fatto qualcosa di veramente unico. E la cosa bella qual è stata? Che insieme al produttore Simone Riccioni ci siamo detti, perché non fare una cosa nuova, perché non aprire le sale non solo alla sera al cinema come un film normalissimo, ma aprirle anche alla mattina e coinvolgere tutti i ragazzi che tu hai incontrato in questi anni, affinché si possa fare una campagna nazionale antidroga in Italia, perché è dal 2011 che non viene fatta. Allora ci siamo detti, ok, facciamo una cosa nuova, coinvolgiamo tutti questi ragazzi. Ad oggi abbiamo raggiunto quasi 200.000 adesioni da parte di tutta Italia, da nord a sud, dove in massa i ragazzi, al posto di andare a scuola, andranno insieme ai professori al cinema a vedere questo film. I media si chiederanno, ma dove sono i ragazzi? Perché non sono a scuola? A vedere cosa? Questo film di cosa parla? Di droga. Per la prima volta si parlerà di droga, non perché è morto un ragazzo, non in maniera ridicola, stile Cannagate, si è fumato o non si è fumato una canna all'Isola dei Famosi, ma come è giusto che debba essere, con il giusto spazio. E la cosa bella è che i protagonisti saranno i ragazzi, ma dietro c'è il lavoro che sta durando ormai da 2 anni, da parte di chi? Da parte di dirigenti, da parte di genitori, di insegnanti, di comuni, di oratori, che tutti insieme, diverse associazioni, tante associazioni, la Fondazione Zanetti, insomma tanti che stanno cooperando affinché si possa cambiare qualcosa, perché poi in sostanza che cosa faremo? Perché in tutto questo io ho già preparato, ho già parlato con determinate persone che lavorano in questo settore da anni, quindi sono per me dei guru, dei professoroni, che andranno a parlare con le istituzioni e diranno: il problema è questo, cosa possiamo fare? Possiamo fare questo progetto, questa cosa, possiamo fare questo, insomma, se veramente vogliamo cambiare le cose lo possiamo fare.
Io da sola potevo fare ben poco, ma come dico sempre, se uniamo le forze, una goccia non può formare il mare, ma tante gocce possono formare il mare, e noi vogliamo far capire questo, che la rete, la collaborazione può fare la differenza. Senti Giorgio, ti faccio l'ultima domanda. Ci hai raccontato tante cose intime, personali della tua storia. Ti faccio adesso come ultima domanda, forse è quella più personale. Tu come immagini il tuo futuro? Io non penso mai al mio futuro perché mi spaventa. Noi trapiantati non abbiamo una vita lunghissima e io ho già superato alla stragrande, diciamo, come posso dire, Oddio, facciamo così, diciamo che fino a oltre 30 anni di età un trapiantato non esiste che sia sopravvissuto, ok? Trapianto di fegato. A me mancherebbero 10 anni se tutto dovesse andare come dovrebbe andare, perché sono ovviamente pochi quelli che riescono ad arrivare ai 30 anni di età. Non mi piace pensare al futuro perché mi spaventa. Ho capito che l'unico modo che ho per vivere bene questa vita è concentrarmi sul presente, cercando di fare della mia vita un capolavoro ogni giorno come se fosse l'ultimo. Grazie per questa lunga chiacchierata, grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a voi. E io vi ricordo ancora, io non smetto, la vita è uno sbaglio. L'avete vista anche la copertina, e a proposito vi ricordo anche, ce l'ha già detto Giorgia, l'uscita di questo film per tutte le scuole a partire dal prossimo mese di marzo. Ringrazio anche Fondazione Zanetti per l'impegno nel far conoscere la storia e la vicenda e far ascoltare anche i consigli di Giorgia Benusilio a tanti studenti trevigiani. Grazie a tutti per essere stati con noi e restate sintonizzati sui nostri canali. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.